Benvengano i carri mascherati e le migliaia di mascherine che domenica trasformeranno il centro storico in una bellissima festa di carnevale. Benvengano anche i visitatori della mostra del Canova. Il fatto che poi vengano tutti assieme, però, potrebbe rivelarsi un po' complicato da gestire. Ma andiamo con ordine. Nel centro della città arriveranno domenica pomeriggio 12 carri con spettacolari coreografie di gruppi mascherati che invaderanno il Salotto Buono a partire dalle 15. Fino a quell'ora è infatti consentito l'accesso a Piazza Garibaldi e a Piazza Libertà, per le quali è stata fissata una capienza massima rispettivamente di 1000 e 1500 persone. Dalle 15 in poi si potrà solamente uscire dalle piazze. Fin qui tutto bene, anzi benissimo, perché pare proprio che a Bassano ci sarà il pienone per il ritorno del carnevale. I problemi iniziano quando si va a confrontare il programma della festa con un comunicato inviato dal municipio riguardo la mostra del Canova. Già, perché dal comune fanno sapere che nella fascia oraria compresa fra le 14 e le 18 non si potrà entrare al museo da Piazza Garibaldi. L'accesso alle mostre avverrà infatti dalla Galleria Ragazzi del 99, ovvero da Via Roma. Attenzione però, da Via Museo non si entra. E allora, come si fa, vi chiederete voi, e si chiederanno tutte quelle persone che magari vengono da molto lontano per vedere la mostra del Canova e si trovano immerse in una bagarre di maschere, mascherine e carnevalate. Fra parentesi, persone che probabilmente hanno già acquistato il biglietto online. Comunque, risposta: si comunica allo steward in servizio la volontà di raggiungere il museo civico. Fossimo a carnevale potrebbe sembrare tutto uno scherzo ben architettato. Ah, è vero, siamo a carnevale.